Siamo con il consigliere Marcolin, qui nel centro storico di Montebelluna. Siamo al sabato del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna. Che cosa abbiamo dietro le sue spalle, consigliere? Allora, abbiamo il mercatino storico che si svolge appunto ogni anno il sabato prima della Domenica del Palio, che si tiene sempre la prima domenica di settembre. Al mercatino ogni contrada porta il proprio prodotto tipico, quindi viene in piazza e fa proprio il mercato di una volta, quindi come una volta c'era il mercato delle scarpe, il mercato della frutta, viene riproposto sempre in chiave antica anche al giorno d'oggi, appunto nel sabato del Palio. Poi vediamo che ci sono, come nel suo caso, alcuni figuranti con vestiti d'epoca. Lei chi rappresenta? Allora, io rappresento una sposa di inizio Novecento e appunto per ambientare ancora di più Montebelluna nel periodo storico del Palio, i partecipanti delle contrade si vestono proprio, quindi ricreando in tutto e per tutto il mercato di una volta. Abbiamo visto che ci sono anche delle curiosità, come una signora che addirittura legge le carte. Esattamente, nella contrada di San Gaetano, che è anche la mia contrada, una delle nostre figuranti ha imparato a leggere i tarocchi e ogni anno in occasione del mercatino viene in piazza con la sua aiutante a leggere le carte a chi compra i biglietti, perciò vi aspettiamo a comprare i biglietti e a farvi leggere le carte. E un'ultima battuta, sappiamo che tutte le contrade vogliono vincere il Palio, però ci tengono anche a figurare bene in questa situazione. Certamente, perché comunque il Palio non è solo la gara, che è un momento importante perché i ragazzi si allenano per quasi tutto l'anno in preparazione della gara appunto della domenica, però c'è un contorno che inizia con le damigelle a seguire col mercatino e la sfilata, che sono altrettanto importanti e per cui comunque tutte le contrade si impegnano. Allora buon Palio a tutti. Grazie.